Amici di Sportisili, ciao, un saluto da Salvo Geraci, siamo live dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, e Don Carlo Misilmeri, oratorio marineo, 17ª giornata della Girone A di eccellenza siciliana. Occhio alla conclusione da parte di Mondino, c'è l'intervento di Zumo per il calcio d'angolo. Adesso pallone verso il primo palo, lo allontana di testa a Manfred, se la allunga a Gueye. 2 contro 3, il Misilmeri avanti con David Gueye, serve dall'altro lato per il mancino, provato da Longo, c'è il calcio di rigore per il Misilmeri, la munizione per Simone Marino, il portiere del Marineo. Parte Gueye con la finta, il gol, l'1-0 del Misilmeri, il primo gol con la nuova maglia per David Gueye, 1-0. Parte il mancino di Romano al centro, lo stacco di testa di Manfred, destro alto di testa, Zara allontana, non ci può arrivare Mondino, la ripropone Romano, Manfred in mezzo alla mischia, ancora Manfred con Amodeo, poi il tiro in porta per il 2-0 del Misilmeri con Pellegrino. A Zara, Consiglio da fuori, tira Zummo, si distende. Longo al volo, il gol del Misilmeri, approfittando di questo pallone libero, la rete di Longo, 3-0. Barberà, c'è il tiro a schiacciare, basso, Zummo, rimane il pallone, ne approfitta Zara, il gol del Marineo che riapre i conti con Angelo Zara, 3-1. La proposta in mezzo Simone Marino e poi il tocco da parte di un avversario. La punizione di Maggio, morbida, esce fuori di pochissimo. Occhio a Manfred, calcia al volo, Marino in angolo. Gueye, se la porta avanti riesce a metterla in mezzo la Vardera, oltre la traversa. Gli scambi di Basile e Romano, adesso Gueye. Il varco per Manfred, passaggio molto intelligente, Manfred! Evita Simone Marino e segna il gol del 4-1. Prima si è sbloccato Gueye, adesso lo fa Manfred. Ancora Gueye. Lamenta una trattenuta, infatti c'è il fallo. Espulso Consiglio. Marineo in 10. Pellegrino la controlla, la mette giù. Contro Mondino, spinta, poi il cross al volo, il tiro largo di Manfred. Pallone per la Vardera. Si ferma, ancora la Vardera. Va fino in fondo, il cross in mezzo, Maggio, tocco dubbio. C'è il calcio di rigore, il braccio di Maggio. Cerniglia, 5-1. E l'arbitro fischia anche in anticipo, 5-1 della Don Carlo Misilmeri sull'oratorio marineo, che ha concluso in 10 la propria sfida per l'espulsione di Consiglio.